L'allerta meteo non ha dissuaso le quasi 200 persone presenti alle 2 giornate dedicate alla scherma nell'impianto sportivo di San Martino a Cogorno. Nel fine settimana si sono disputate le gare del campionato regionale assoluti e del Gran Premio Giovanissimi. Per la Chiavari Scherma i risultati sono stati soddisfacenti, con un primo posto nella categoria bambine fioretto femminile di Aglaia Tassano, terzo posto per Chiara Bavestrello nella categoria giovanissime spada femminile, Carlotta Conto nelle categorie allieve spada femminile e Lorenzo Tabone nella categoria giovanissimi fioretto maschile. Quinto posto nella categoria giovanissimi spada maschile per Gabriele Repetto. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno trovato un accordo con il comune di Cogorno per ospitare l'evento. In questa fase dove il Palazzetto dello Sport a Chiavari sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, è stato un po' un impegno nostro quello di trovare delle strutture alternative sul territorio che consentono nuove collaborazioni, consentono anche di proporre la scherma sul territorio e anche nell'entroterra. Ringraziamo la Chiavari Scherma per questa opportunità e sicuramente non sarà l'unica, perché abbiamo già avviato una stretta collaborazione e probabilmente potrebbe essercene altre manifestazioni più avanti. Tra le atlete di spicco della società verde blu da segnalare il terzo posto nella categoria assoluti spada femminile di Alice Cassano. Lo prendo come allenamento per migliorare giorno per giorno. E allora per la stagione il proseguo? Allora, c'è la seconda prova open e di qualificarmi per la finale assoluta, e poi abbiamo i campionati italiani A1 a squadre a Palermo a giugno e poi io ho dei circuiti europei da fare per cercare una convocazione per l'Europeo Under 23.